Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it. In apertura la protesta contro l'annoso problema degli odori in Valle Olona. Nella sua ultima assemblea il comitato No Elcon è arrivato a lanciare una proposta provocatoria. Perché non interessare del problema l'attivista Greta Thunberg? Vediamo il servizio di Veronica De Rio. A Olgiate Olona questa mattina una trentina di persone che fa parte dell'assemblea No Elcon si è riunita per fare il punto sui miasmi. Hanno già fatto appello a Greta Thunberg e alla casa madre svedese della società Perstorp, a cui attribuiscono le puzze che da anni attanagliano la comunità. Il gruppo è pronto a mobilitarsi e anche a bloccare strade se necessario pur di risolvere il problema. E se non ci mobilitiamo in prima persona come cittadini, non come partiti, ma con una volontà politica, dunque con la grande dico di intervenire sulle politiche ambientali, senza avere dietro l'idea di presentarsi alle elezioni. Allora noi diciamo, abbiamo vinto contro l'Elcon, abbiamo vinto altre battaglie su altre zone, questa è la nostra battaglia da vincere. E ora vi giù per un episodio di cronaca. Scappa da un posto di blocco, ma il giorno dopo finisce nella rete delle forze dell'ordine, rimediando una super multa e una denuncia. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Vigiù e ha visto protagonista la polizia del Monte Orsa. Un motociclista era fuggito davanti agli agenti che lo avevano fermato per un controllo, ma la fuga è durata solamente qualche ora. Raccolte informazioni sul motociclista, gli agenti avevano allestito un posto di blocco su una strada dove pensavano sarebbe passato ancora. E infatti il giorno dopo l'uomo è finito in trappola. A seguito di accertamenti la moto è risultata senza assicurazione, facendogli evitare la multa a 3.000 euro. L'uomo dovrà però vedersela anche con una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ora spostiamoci a Saronno per un altro curioso episodio di cronaca. Si fa prestare l'auto dal fidanzato, viene fermata dalla polizia locale e si trova nei guai perché l'assicurazione del veicolo era stata falsificata. Così la donna si è vista sequestrare il mezzo e si è ritrovata in tasca una multa da 800 euro. L'episodio è avvenuto a Saronno nelle scorse ore. Sono state le telecamere poste ai varchi della periferia della città a segnalare l'anomalia alla centrale operativa del Comando della Vigilanza Urbana di Piazza Repubblica. L'auto appena entrata sul territorio saronnese non risultava una coperta da assicurazione ed è stata rapidamente rintracciata da una pattuglia. E ora un aggiornamento sulla situazione dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Oggi alle 17, dopo un lungo viaggio, sono arrivati a Busto Arsizio altri 60 ucraini che saranno accolti dalle famiglie del territorio grazie alla rete di solidarietà. Vediamo il servizio di Angela Grassi con immagini dell'agenzia Blitz. Stanchi, stremati dalle lunghe giornate trascorse sotto le bombe, in ansia per i propri cari rimasti in Ucraina. 60 tra mamme e bambini sono arrivati poco prima delle 17 a Busto Arsizio sul pullman partito 2 giorni fa per andare a prenderli. Come prima cosa sono stati tutti sottoposti a tampone per evitare contagi da Covid-19. Ad accoglierli il sindaco Emanuele Antonelli e l'assessore Paola Reguzzoni con Antonio Tosi di Auba, l'associazione che ha organizzato l'accoglienza nelle famiglie del territorio. Drammatici i racconti. In un italiano stentato, difficile resistere, abbiamo paura per chi non ha potuto partire. E ora un aggiornamento sul Covid. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultato questa mattina negativo al test tampone. Il governatore era risultato positivo 2 settimane fa e aveva trascorso quindi l'isolamento a velate nella sua casa, proseguendo l'attività istituzionale da remoto. Da lunedì Fontana riprenderà l'attività a Milano, al Palazzo della Regione. E sempre in tema di Covid, dopo 2 anni i varesini tornano finalmente in piazza per celebrare insieme la festa del papà. Ecco il servizio di Adriana Morlacchi con immagini di Stefano Benvenu. Non posso che essere felicissima oggi di rappresentare il comitato della festa di San Giuseppe che dopo 2 anni finalmente torna a festeggiare la figura del padre putativo di Gesù. Siamo qui oggi con l'asinello Bruno che grazie a Horse Dream Farm è in piazza insieme a noi e insieme a tutti i volontari che faranno il corteo rappresentativo della festa. In questo momento siamo già a oltre 600 tortelli venduti da questa mattina, con una messa solenne gremita di persone. Abbiamo dovuto addirittura aprire le porte della nostra piccola chiesa di San Giuseppe per far sì che tutti potessero assistere, e nonostante i tanti problemi che ci circondano, dei quali assolutamente non ci dimentichiamo, anzi stiamo andando a valorizzare tutto quello che è il valore della pace, del tornare a vivere un pochino più serenamente, ci siamo però concessi di tornare alla normalità, e questa è la nostra normalità.
normalità. A chiudere lo sport con l'attesissima partita di basket in programma per domani. L'Open Job Metis va a ruba tra i tifosi biancorossi, già esauriti i biglietti per la sfida con la VL Pesaro. Sugli spalti ci saranno 3.000 spettatori, il massimo consentito. Sentiamo l'analisi della partita con il servizio di Giuseppe Sciascia. L'Open Job Metis prova a stupire ancora davanti al tutto esaurito di Masnago. La formazione di Junior Roy Hackers prepara la sfida casalinga contro Pesaro, in programma domani alle 17, in cerca della quinta vittoria consecutiva, che le garantirebbe la virtuale certezza della salvezza con ben 8 turni in anticipo sulla conclusione della Serie A. L'entusiasmo attorno alla banda Bassotti biancorossa ormai alle stelle, come conferma il sold out dei 3.000 biglietti disponibili nella prima mattina di sabato. Varese dovrà però fare a meno del talento offensivo di Marcus Keane, appidato da una distorsione alla caviglia sinistra non banale, che dovrebbe tenerlo ai box sia domani che la prossima settimana nel derby con Milano. Varese proverà ugualmente a stringere i denti, anche senza il cardine nel suo attacco, con uno stress test per capire che se il sistema Roy Hackers vale più dei singoli nella capacità di nascondere, grazie al collettivo, una defezione non indifferente. Le battaglie chiave saranno sul perimetro, dove la pressione di De Nicolao e di Brizzi dovrà mettere in difficoltà la coppia italiana di registi pesaresi Boretti-Tambone, e sotto i tabelloni, dove il miglior rimbattista della Serie A, Tyreek Jones, e il nuovo acquisto marchigiano Marek Smejeris, saranno clienti difficili per la cavalleria leggera biancorossa. E per questa edizione è tutto, l'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.